Tessera del tifoso verso l'addio. Va in pensione finalmente, seppur gradatamente, entro 3 anni, la tessera del tifoso. Tornano in curva così tamburi e megafoni e si spera anche che tornino le famiglie. Sarà più facile abbonarsi, cosa che negli ultimi anni ha allontanato tanta gente dal calcio. Firmato in FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, il protocollo con il ministro Minniti e il ministro Lotti, presente anche il capo della polizia Gabrielli. Ora la parola passa ai club, dovranno creare una fidelity card a pagamento e controllare che i loro tifosi rispettino il codice etico. Se sgarrano, via dagli stadi. I tifosi saranno più responsabilizzati, niente tregua però ai più volenti. Si comincia già con un test il 20 agosto nella prima di campionato Verona-Napoli di Serie A. Partita aperta e biglietti disponibili anche all'ultimo minuto, ma sempre biglietti nominativi e i posti fissi. L'Osservatorio del Viminale ha preparato il protocollo, il ministro Minniti ha elargito Daniela Saidotto, padovana di estrazione rugbistica. Lei crede nelle porte aperte e le può dare fiducia ai tifosi, ma attende ai fuberti delle curve, le barriere saranno gradualmente tolte, ove è possibile ovviamente, ma per chi sgarra ci sarà sempre e comunque il pugno duro. Ha ragione Malagò quando dice dopo anni bui oggi si risale la china. Il CONI spenderà infatti 20 milioni di euro per adeguare l'Olimpico che ospiterà una tappa degli Euro 2020. Ha ragione di essere orgoglioso Tavecchio. Lui ha sempre creduto negli stadi pieni per le famiglie e i giovani che si portano il panino da casa. La gente, spiega Tavecchio, potrà andare senza paura allo stadio. Una grande frontiera, è un discorso che da tempo ci siamo imposti, abbiamo trovato un'accoglienza al Ministero dell'Interno meravigliosa e soprattutto il Ministro Vigilante dello Sport ci ha aiutato, il CONI, e questo è un primo passo verso la liberalizzazione completa dell'accesso agli stadi, sempre che ci meritiamo questo passaggio, perché oggi è un esperimento, lo apriamo e speriamo di trovare i risultati che ci attendiamo. Non si parlerà più di tessera del tifoso, si parlerà di carta di fidelizzazione quale esclusivo strumento di marketing delle società. Qualora l'osservatorio ritenga di dare un rischio alto, il massimo rischio per una determinata partita, può essere richiesto anche dalle società stesse di far accedere solo i fidelizzati. Incedibilità del titolo per le partite a rischio, fermo per tutte, nominatività e posto fisso. Cioè fin dalla prossima prima partita di campionato, se la partita a rischio 1, perché il rischio 1 è il rischio minimo che si dà tutte le volte che c'è uno spostamento comunque sensibile di persone in un ambiente di competizione, in una situazione di competizione, tutto salvo che fin da adesso si può acquistare, si può andare in trasferta senza biglietti, senza tessera del tifoso.